Io mi chiamo Edoardo Cecchinato, sono nato il giorno di Natale del 1950, abito e ho sempre abitato a Mestre e ho sempre giocato e nuotato con la maestrina nuoto. E ho fatto diverse cose, ho cominciato a nuotare nel 1958, quando mio padre, marinaio, mi ha incaricato contestualmente di dover saper nuotare. Mi ha portato in piscina, ho trovato i miei cugini, Smagnotto Giovanni e Smagnotto Roberto, che mi hanno insegnato a nuotare. Probabilmente ero già tra virgolette, predestinato da questo punto di vista, perché in breve tempo ho imparato a nuotare, tipo, non so, 10 lezioni di questo. E poi sono entrato nella squadra di nuoto degli allievi e abbiamo cominciato col mitico Cianci ad allenarsi, a fare le prime garette, eccetera. E e poi con dei discreti risultati anche a livello regionale. E a mano che si cresceva abbiamo fatto tutta una serie di facevamo gruppo con tutti i ragazzi, per cui oltre all'amicizia in piscina è intervenuta anche un'amicizia fuori dalla vasca. E poi eravamo tutti quanti nelle scuole medie e poi le superiori di Mestre, per cui eravamo tutti quanti abbastanza vicini sotto questo punto di vista. Un aneddoto molto importante era che si iniziava a nuotare alla fine di aprile, quindi con il 25 aprile la vasca veniva pulita e si buttava l'acqua e nonostante il tempo, anche a volte inclemente, si incominciava a nuotare nella vasca piccola perché era leggermente più calda, dai 16 gradi e passavamo ai 18, quindi era quasi un'ibernazione, però era una cosa bellissima. E quindi poi si andava anche a scuola assieme, al cinema assieme, i sabati e domenica si passavano assieme, quindi tutto quanto un gruppo molto interessante. E poi siamo passati anche all'università, molti sono andati all'università, chi si è laureato in chimica come me, chi si è laureato in architettura e via via, tante altre, in medicina, eccetera, eccetera. Poi è chiaro che vedendo i cosiddetti grandi, con il pallone, ci veniva una gran voglia di giocare col pallone. E quindi abbiamo iniziato, io, Renato Bignotto, Salvadori, eravamo più o meno della stessa età, hanno più, hanno meno, abbiamo cominciato a fare i primi palleggi, i primi tiri in porta, eccetera. E quindi qui abbiamo conosciuto il nostro mitico allenatore del San Giovanni, Renato, olimpionico, nazionale, campione d'Italia 6-7 volte col Camogli e capocannoniere, eccetera. Grande persona, grande atleta, buon allenatore, aveva un solo difetto, che non sapeva comunicare molto con i propri allievi, però io ho avuto questa fortuna, io, Renato Bignotto e Gabriele Salvadori in particolare, tutti e tre, che eravamo talmente, in veneziano si dice tacchenti, cioè talmente assidui che lo tiravamo in acqua e lui ci insegnava, Renato insegnaci così, Renato insegnaci così, e ci ha insegnato tante belle cose della pallanuoto. Poi noi altri si incominciavano a nuotare praticamente ai primi di maggio. E come dicevo, eravamo un gruppo molto coeso anche fuori dalla piscina. E mi ricordo che c'erano delle sfide bonarie in acqua per prendersi i posti migliori per quanto riguarda il nuoto, per quanto riguarda la pallanuoto, e al di fuori c'era una competizione sempre molto benevola per chi riusciva a terminare prima le interrogazioni a scuola
ed essere promosso direttamente a giugno per poter sfruttare tutto il periodo estivo con il nuoto e con la pallanuoto. Per cui c'erano anche tutti questi confronti molto interessanti che ci stimolavano molto. Poi è intervenuta l'università e che ha fatto una cosa, che ha fatto l'altra. Un'altra cosa molto interessante è che nel periodo estivo, prima della sessione estiva di esami universitari, c'era dalla parte dei blocchi della vecchia piscina tutto un plateatico sotto a dei grandi pioppi, eccetera. E sotto là c'erano tutti gli accappatoi sul plateatico con tutti i libri aperti, per cui uno quando passava vedeva da quello che studiava medicina, anatomia, quello che studiava chimica, quello che studiava architettura, quello che studiava altre cose, quindi tutto era un plateatico molto acculturato. Bene, detto questo, la mia avventura come pallanuotista, dunque come nuotatore è incominciata attorno al 62-63, 12-13 anni. Poi qualche anno dopo, 64-65, è incominciata la pallanuoto. In quel tempo si facevano gare di nuoto e poi si facevano le partite di pallanuoto, quindi c'erano le due cose assieme. Come nuotatore non ero un granché, nel senso che sì, a livello regionale ho fatto anche i campionati italiani, qua con risultati alterni, perché mi piaceva troppo la pallanuoto. E io ricordo che quando si faceva l'ultimo campionato che abbiamo fatto, io e gli altri giovani, avevamo sui 15 anni, abbiamo fatto una piccola, tra virgolette, rivolta con De San Juane perché metteva in acqua i vecchi che non si allenavano. Venivano lì, giocavano un po', perdavamo, ho detto Renato, se dobbiamo perdere, perdiamo quei giovani, almeno facciamo esperienza. Detto questo, a un certo punto si è stufato di perdere sempre con questi personaggi che non si allenavano e ci ha buttato in vasca. Io ho cominciato nella pallanuoto come portiere, ma non era un ruolo che mi piacesse molto. E dopo qualche tempo Renato ha capito che nuotando bene a rana, essendo particolarmente veloce anche a stile libero, riuscivo meglio all'esterno. Avevo una discreta, si dice, una discreta mano con il pallone e allora mi ha passato a giocare fuori. Io giocavo come inizialmente mi ha detto, perché mi chiamavano Belfagor, è una storia molto antica, tutti avevano un soprannome. Era dato così per sfizio, per sfottò, per altre cose. C'era Bignè, Bignotto Renato, e poi c'era Lele, poi c'era altri, insomma, e io ero Belfagor. Ma questo soprannome è nato da una circostanza molto particolare, e come tutte queste cose. Era estate, entro in piscina nel pomeriggio tardo e tutti quanti noi eravamo abbronzati, eccetera, no? Perché eravamo un po' fancazzisti, nel senso che finito lo studio eravamo sempre in piscina, non esistevano ferie, le ferie si passavano in piscina. E allora avevo un paio di blue jeans normali, avevo un maglioncino girocollo, un blu scuro così, e quindi arrivo in piscina, ovviamente con questo vestiario un po' scuro, abbronzato, con gli occhi chiari come potete vedere, era il tempo in cui facevano Belfagor per televisione, no? E allora Lele Salvador dice, ma è arrivato Belfagor. Bene, da quel momento Belfagor ed è stato sempre Belfagor. Ma la cosa simpatica è che tutti gli avversari delle altre squadre, quando parlavano della maestrina nuoto, non esisteva un Edoardo Cecchinato, esisteva il Belfagor. Bisogna marcare Belfagor.
o il numero 2, perché io avevo sempre il numero 2 come calottina, oppure marcare il bignè perché era così. I nomi non si conoscevano. E allora da questo punto di vista mi dice, Belfagor, domani giochi fuori. Madonna, cosa faccio? Non ti preoccupare, domani tu marchi quel personaggio là, il migliore della squadra avversaria. È stata una notte insonne per la tensione di dover fare qualcosa. Quando sono entrato in acqua questa tensione è passata e quel signore, quell'amico che era il migliore di quella squadra, mi ricordo, non ha fatto nessun gol. È stata una vittoria morale, mia, personale, molto importante. Fatalità, abbiamo anche vinto, quindi è stata proprio una completezza totale. Da quel momento io ho sempre giocato fuori. Quindi io, Renato Bignotto, Gabriele Salvadori, abbiamo cominciato a giocare in prima squadra in Serie C a 15-16 anni, eravamo già titolari. Dopo qualche anno mi ha gratificato Renato De Sanzuane con la fascia di capitano e questa fascia l'ho ottenuta per 10 anni con la maestrina nuoto. Fascia di capitano che era dettata dal fatto che io ero caratterialmente, mi piaceva molto, il primo a entrare in piscina e l'ultimo a lasciare la vasca. E poi anche sono stato molti anni capocannoniere della maestrina nuoto. Questo mi ha valso il fatto di poter tenere la fascia di capitano per così tanto tempo. Riconosciuto, grazie, devo anche dire grazie a tutti i miei compagni che hanno riconosciuto questa mia leadership in vasca. Un altro aneddoto molto importante è stato questo. Io giocavo esterno come marcatore, eccetera. Un anno è venuto Lonzi, del mitico Settebello, che avevano vinto le Olimpiadi a Roma, il quale aveva terminato come giocatore la sua fase, diciamo, la sua età evolutiva come giocatore, aveva smesso ed era entrato nei ranghi della federazione e faceva praticamente il coordinatore e passava a vedere nelle varie squadre dei vari campionati, controllare i ragazzi, chi era bravo, chi non era bravo, come si allenavano, eccetera, eccetera. È venuto a Mestre, chiaramente con la fama enorme di Renato De Sanzuane, è venuto a trovarci. Mi ricordo che io sono arrivato un po' in ritardo perché avevo studiato, eccetera, eccetera. Arrivo in vasca e tutti i miei amici mi dicono guarda che c'è Lonzi, c'è Lonzi, c'è Lonzi. Vabbè, ok, c'è Lonzi, mi butto in acqua e questo Lonzi ha voluto giocare, fare degli esercizi con alcuni di noi, fra cui fortunatamente anch'io. E allora lui era un ottimo difensore, anche se era magrolino, ma era fortissimo. Allora mi chiama e mi dice, boh, adesso tu fai il centroboa e io faccio il difensore. E so che abbiamo lottato, io almeno, fino a che non avevo più fiato, e poi abbiamo fatto dei tiri in porta, eccetera, e poi vedevo che stava confabulando con De Sanzuane, con Renato. Il giorno dopo Renato facciamo gli schemi per la prossima partita e mi dice no, non metterti al solito posto, metterti in un altro posto, si chiama la posizione 2, come è definita adesso, la posizione 2. E lì io sono rimasto per tanti anni facendo tanti gol con l'uomo in più, poi come anche quando quando la squadra era stanca andavo a fare il centroboa, quindi davo una mano ai colleghi, che non si usava molto il centroboa. È stata tutta quanta una condizione molto interessante. E così è andata. Poi abbiamo giocato, mi ricordo, nel
nel 76 eravamo in Serie B e siamo andati a giocare a Bogliasco. Devo dire che la Mestrina Nuoto nel Nord d'Italia, eccetto la Liguria, era una delle 3-4 squadre migliori. C'era la Triestina, c'eravamo noi, c'era il Fanfulla da Lodi, c'era la Fiat Torino e basta. Ecco. Dopo sono nate tutte le altre, eccetera, eccetera. E con questa partita siamo andati a giocare a Bogliasco e lì giocava gli ultimi anni Lavoratori, altro residuo, tra virgolette, del mitico Settebello di Roma. E io mi ricordo che nuotavo, lui mi marcava qualche anno. Quando andavo da lui rimbalzavo come su un muro di gomma, una cosa incredibile. E poi mi ricordo che eravamo con l'uomo in più, eccetera. Insomma, ho fatto un gol al volo da 5 metri e abbiamo perso poi quella partita, poi fatto un altro gol su rigore, abbiamo perso un 8-6 e alla fine stavo parlando con De Sanzuani, si avvicina a Lavoratori e fa De Sanzuani, si vede la tua mano su questo giocatore, e questa è stata una gratificazione bellissima. Altre cose interessanti, io poi ho nuotato fino all'85, è stato l'ultimo campionato che ho fatto, avevo già da 5 anni, 6 anni lavoravo, avevo un figlio di 5 anni, mia moglie, santa donna, mi ha sempre seguito in tutto e per tutto, nelle trasferte terrificanti che facevamo e quindi sono riuscito per altri 5 anni dopo il matrimonio a giocare. Ho lasciato la Mestrina Nuoto nell'85, l'ultimo campionato che ho fatto, in Serie B. L'anno dopo hanno fatto il campionato e purtroppo sono retrocessi e poi è successo tutta una problematica terrificante, piscina chiusa, andati al terraglio, eccetera, eccetera. Ecco, questa praticamente è grosso modo la storia della mia presenza nella pallanuoto mestrina. E ricordo con molto piacere tutti i colleghi, tutti gli amici, non colleghi, amici, amicissimi, con i quali abbiamo diviso sudore, abbiamo diviso depressioni per i campionati persi, felicità nei campionati vinti, ed è stata una cosa bellissima, comunque, a prescindere. È stata una cosa, diciamo, anche moralmente, culturalmente e psicologicamente fondamentale, che ci ha dato tanta voglia di fare, il sacrificio ci ha temprati tutti quanti e nella vita tutte queste persone con le quali io ho giocato generazioni, io ho passato 3 generazioni di pallanuotisti, la mia e 2 dopo, e tutti questi sono riusciti nella vita ad avere un discreto successo.